Benvenuti per il Benvenuti per il 14° anno alla rievocazione storica del martirio di Sant'Efisio nel sito che la tradizione riporta come luogo del martirio, proprio qui, a ridosso della chiesa protocristiana di Sant'Efisio. La Pro Loco di Pura, l'Associazione Memorie Milites di Cagliari e i Cavalieri dell'Antica Locanda di Cagliari vi danno il benvenuto a questa rappresentazione, organizzata sotto il patrocinio dell'amministrazione comunale di Pura. Oggi ripercorreremo un pezzo di storia del nostro popolo e della nostra terra e vi faremo rivivere alcuni momenti di vita quotidiana, civile e militare e uno degli episodi più drammatici della storia del cristianesimo in Sardegna durante le grandi persecuzioni di Diocleziano. Quest'anno ci saranno alcune novità di grande rilievo. Grazie infatti allo splendido lavoro di ricerca di Antonello Fadda, responsabile per il periodo romano dell'Associazione Memorie Milites, e anche grazie ai finanziamenti ottenuti in occasione di un cortometraggio sulla vita del santo, e grazie soprattutto alle sapienti mani di tante persone dell'associazione che hanno realizzato armi, abiti, accessori, da questa edizione potrete ammirare l'abbigliamento e l'equipaggiamento dei militi e dei civili molto vicino a quello utilizzato nel III-IV secolo dell'era cristiana dai Romani che vivevano sotto l'impero di Diocleziano. La rappresentazione di stasera è liberamente ispirata alla storia di Sant'Efisio, così come viene riportata da diversi testi storici, tra cui la Passio Sancti Efisii del presbitero Marco, scritta presumibilmente nell'XI secolo, e la storia di Sant'Efisio martire, riportata nel Martirologio romano. Gli episodi verranno rappresentati ripercorrendo i momenti più significativi della vita di Efisio, figlio di Alessandra, nobildonna romana, e di Cristoforo, un cristiano morto quando Efisio era in tenera età. Una delle altre novità di rilievo della nostra narrazione è rappresentato dall'età di Efisio. Spesso ritratto e descritto come un giovane, aitante generale, avendo scelto di propendere per la versione che fa risalire al 303 la morte del santo, quindi all'età di 53 anni, il personaggio sarà impersonato da una persona matura, non più da un ragazzo. La storia, che vedrete, è in buona parte frutto della fantasia dell'autore, liberamente ispirata alla storia del santo e alla vita nella provincia romana di Sardegna nel III e IV secolo dopo la nascita di Cristo, ma alcuni dei personaggi che compariranno in scena, il prefetto Iulius, il governatore Flaviano, la madre di Efisio, Alessandra, sono realmente esistiti. Nella narrazione ci sarà un momento in cui faremo un salto indietro nel tempo. Se si trattasse di un film potremmo dire un flashback, e vedremo Efisio, crudele generale romano, poco prima della sua conversione. Conoscerete quindi una versione del tutto ignota del personaggio che ci aiuterà a capire meglio la portata e l'importanza della sua conversione e del suo martirio. Adesso però lasciamo spazio alla narrazione e vi auguriamo una bella serata ed entriamo in silenzio nella storia. Sardegna, provincia romana. Tra la fine del III secolo e l'inizio del IV dopo la nascita di Cristo, poco più di 1000 anni dopo la fondazione di Roma. Una colonna di commercianti romani diretta a Tarros attraversa una zona della Barbagia. Il territorio è insicuro a causa delle continue ribellioni delle popolazioni interne. Gli Iliensi, comandati da Iolao, questa sera finalmente arriveremo a Roma, a Carrara. Questa sera finalmente arriveremo a Tarros. Ancora non mi rendo conto che ho percorso queste selve e non aver subito attacchi e razzie da parte di questi cani di lienzi che infestano queste selve. Basta!
Mortacci! È giorni che stiamo camminando. Siamo stanchi e affamati. Questo viaggio è interminabile. E che dire poi? I barbari da una parte, i romani dall'altra, sempre in guerra, sempre in guerra. E tu ancora non ti rendi conto che non siamo ancora fuori pericolo. E ti ricordo inoltre che Tarros è ancora molto, molto lontana. E meno male che prima di partire ho sacrificato agli dei, compreso anche quello dei cristiani. Non si sa mai. Abbassa la voce, ti devo ricordare che la sola parola cristiana può metterci nei guai. Ma va. Che dite? Potremmo fare una piccola sosta, ormai non succede più nulla. Direi proprio di sì, che abbiamo fame. Dai, mangiamo qualcosa. Uomini! Carichiamoli! Facciamo i prigionieri! Facciamo festa! Ehi donna, tu vieni! No! Lasciami! Bastardo! Vieni qua! Cosa porti nel collo? Lascialo! È mio! Questo! Chi è il tuo Dio? Questa amuletta rappresenta il loro Dio! E noi rispettiamo gli dei! Tutti gli dei! Facciamo festa! Dai! Facciamo I romani! Dritti di fronte! I romani! Dite uno! Due! Uomini! Carica! Ritirata! Gradum unum retro! Unum! Dati! Carica! Parati! Devo dare il basso alla sagassa con Buttala! Butta la spada! Butta le spade! Fermo qua! Tiratelo su! Tiratelo su! Tiratelo su! Ecco, nero comandante! Fermo! Frates, guardate! Costui ostenta il simbolo dei cristiani! No! Cosa dobbiamo fare? Perché non ci divertiamo un po'? Meglio la crocifissione! Portate la croce! La croce, portatela! Basta! Sammy! Ti piace? Ti piace? Tra poco raggiungerai il tuo Dio e gli porterai i nostri saluti! Surge! Sei pronto? Sei pronto? Vieni qua! No! Croce no! Dammi! Questo è il destino dei disertori di Roma! Sì!
Zitto! Giù le spade! A tardi! Lascialo! Sorge, croce! Sorgete! Sorge! Sollevate! Ecco, Ti piace questa? Mi piace! Vai dietro! Inclinate la croce più indietro. Ecco qua. Guarda come sei bello! Guarda che messaggio porterai il tuo Dio! Fermi! Stai giù! Stai giù! Stai giù! Stai giù! Stai giù, cade! Stai giù! Perché volete uccidere questi uomini? Cosa hanno fatto? Vi prego, risparmiategli la vita! Fratelli! Frates, questo territorio è proprio un nido di vipere! Sì! Cristiani e traditori insieme! Cosa dobbiamo fare secondo voi? Mettiamo tutti in croce! No, basta! Buttate giù la croce! Trucidate i ribelli! Legate i cristiani, li portiamo via! Stai giù! Stai giù! Abbiate pietà! Stai giù! Non abbiamo fatto niente! Pietà! Pietà! Legateli bene! Andare via, fateci andare via! Devi stare zitta! Giù! Non c'entriamo niente! Siamo innocenti! Abbiamo fatto Avanti, legate questi cani! Avanti, non abbiamo abbiamo fatto fatto niente! questo! Legateli bene! Surge! Lasciateci! Avanti! Perché ci lasciateci? Ite, avanti! Avanti! Lasciateci andare! Lasciateci! Non abbiamo fatto Andiamo! Ti piaceva raggiungere il tuo Dio? Adesso raggiungerà! Rimaniamo tutti quanti per raggiungere il tuo Dio! Chiedo pietà! L'imperatore Caio Aurelio Valerio Diocleziano prende il potere nel 285 d.C. dopo un decennio di lotte e rapidi sconvolgimenti di fronte nell'impero, durante i quali si susseguirono numerosi imperatori, nessuno dei quali morì di morte naturale nel suo letto. Fin da giovanissimo militò nelle regioni orientali facendo una carriera fulminante che a soli 37 anni lo portò all'alloro imperiale. Poco dopo la propria incoronazione, Diocleziano associò il giovane generale Massimiliano al trono, nominandolo nel breve volgere di un anno Augusto. Roma era in mano a due imperatori. I due si spartirono i territori di influenza. Massimiano sovrintendeva ai confini del Reno, alle province occidentali, all'Africa del nord orientale. Diocleziano controllava Libia, Egitto, province asiatiche, Danubio e confini orientali. I due imperatori spostarono la capitale da Roma e fecero numerose riforme amministrative e politiche, di cui beneficiò soprattutto la periferia dell'impero, fino ad allora emarginata dai centri del potere. Nominarono nel 293 due vice imperatori detti Cesari, cui affidarono parte dei loro territori. Massimiano nominò Costanzo Cloro, padre del futuro grande imperatore Costantino. Diocleziano nominò Valerio Galerio, un crudele generale dell'esercito orientale, feroce persecutore dei cristiani. Ed è proprio all'insistenza di Galerio che si deve l'emanazione degli editti di persecuzione del 303, una delle date cui tradizionalmente si fa risalire il martirio di Sant'Efisio.
Ma andiamo avanti con la nostra narrazione. Siamo in città, davanti a una taberna. Dateci da bere. Eppure già stiamo passando. Andiamo a farci una bella bevuta. Ecco la taberna. E questi qua. Matres! Via fuori! Andate via! Fuori! Fuori d'acqua! Fuori! Perché siete romani? Certo, vai fuori! Vai fuori! Vino! Portaci da bere, Flaviana! Porta il vino, Flaviana! Vino! Allora, com'è andata la battaglia? La battaglia che avete fatto? Abbiamo distrutti, li abbiamo. I veterani sono sempre i migliori. Sempre in prima fila. Taurus, tu lo devi Com'è giocare. questo vino? È un acquato? Avanti Taurus, lanci i dadi, vediamo se la fortuna è della tua parte. Infatti, oggi mi sento molto fortunato. Vi porterò via tutti le cani. Vediamo! Te l'avevo detto che avresti fatto meglio a stare a casa nella tua tenda! Guarda, sono tutti ubriachi e quando mio marito non c'è, questi esseri importunano le donne. Più sono ubriachi, Portaci da bere! Vino, Flaviana! Bella bionda, bella un po' di vino. Alla salute ancora! Bravissima, grazie. Ancora. Salute, guarda. Dove vai? ecco il solito... Le mani! Te la sei cercata! Dai signore, calmatevi. Voleva solamente dare una mano a Flaviana. Era solo una mano d'aiuto! I maiali! Cos'è? Non devi più! Dai una mano. La smetti? Vai al tuo posto, vai! Dobbiamo fare un brindisi! Brindiamo! Propongo un brindisi, Mates! A Bacco e a Venere, regina dei nostri cuori! A Venere! Bastardi! Vino! Ancora vino! Portate vino, dai, non state lì a guardare! Vino! Finito il vino, hanno finito il vino! Intende, frate! Intanto Abbiamo pietà! Dai, camminate! Sì, da bere da mangiare, cammina! non picchiateci più. Basta, quanto basta? Perché? Basta, non ce la facciamo più.
Fermi! Sei un bambino. Lascialo! Bevi, dai da bere ai miei uomini, ma solo ai miei uomini. Bevi di questo vino. Chi sono questi disgraziati? Cosa hanno fatto? Questi, frates, questi sono traditori della peggior specie. Sono cristiani. Non sacrificano il nostro imperatore. Si rifiutano di versare il sangue dei nostri nemici. E non vogliono fare la guerra contro i nostri nemici. Ma c'è la notizia che abbiamo detto che la cosa più grave è la fonte è certa. Sapete che uccidono i loro figli, ne mangiano il corpo, ne bevono il loro sangue. Non credete a quel che lui dice! No, fermo! Non facciamo male a nessuno noi! Noi vogliamo solo rispettare il nostro vero Dio! Il Salvatore! Che si è sacrificato per tutti noi! E non vogliamo che venga più versato sangue fratello! Perché noi siamo tutti figli di un unico padre! Non penso che mio padre abbia potuto generare uno come te. Ben detto! In quanto al sangue, adesso vediamo di che colore Ufficiale in carica. Ho detto di fermarvi. Magister, Perché maltrattate in questo modo i prigionieri? Magister, sai chi sono questi? Sono cristiani. So perfettamente chi sono i cristiani, ma non mi pare che questi in particolare siano così pericolosi e non credo che trattandoli in questo modo caveremo qualcosa di buono da loro. Alzati tu. Ma vedete, sono vecchi, bambini, donne. Che pericolo possono costituire per l'impero? Date da bere ai prigionieri. Grazie. Anche a noi. Acqua. Acqua. Tu fai il tuo dovere, ma attento. Se userai di nuovo la frusta contro di loro, ne risponderai direttamente a me. Magister, obbedisco. Il comandante Fisio non avrei mai pensato che un ufficiale potesse prendere le difese di questi cani traditori. Ti conviene finire il tuo lavoro, ma vorrei che tu e i tuoi, anziché essere lodati per la vostra obbedienza alle leggi, foste addirittura puniti. Hai ragione, hai proprio ragione. Penso comunque che i nostri comandanti debbano essere informati di quello che è successo. Vieni, è meglio farci gli affari nostri, vieni qua. Dite, camminate. Muovetevi. Non abbiamo fatto niente. Tanti auguri! Vedremo se la pietà. Muovetevi, dai! Non c'è niente! Lasciateci! Ci ha detto di liberarci! Non abbiamo fatto niente. Efisio, secondo una delle tradizioni correnti, nacque intorno all'anno 250. Si narra che il padre di Efisio, Cristoforo, fosse di religione cristiana, ma essendo morto quando Efisio era molto piccolo, non ebbe influenza sul figlio. Ben altro ascendente ebbe la madre, Alessandra, nobildonna dedita ai culti pagani, originaria di Elia Capitolina, l'attuale Gerusalemme, che si ritiene sia città natale anche di Efisio. Parrebbe che la madre fosse molto amica dell'imperatore e che Efisio, ufficiale aitante e colto, fosse entrato grazie a lei nella cerchia dei protetti di Diocleziano
e avesse svolto una carriera fulminante nell'esercito romano, compiendo numerose azioni di contenimento della guerriglia e di rastrellamento di ribelli cristiani, fino a ricoprire il ruolo di Magister Militum, che corrisponde all'attuale grado di generale. Ed eccoci al momento del flashback. Torniamo indietro nel tempo di qualche settimana. L'azione si svolge sul continente italiano, in Apulia, vicino alla città di Urittania. Una corte di soldati romani agli ordini del Magister Militum Efisio è accampata. I soldati sono occupati nelle normali incombenze, chi di sentinella, chi di cucina. Magister Efisio, a breve arriveremo a Gaeta e da lì ci imbarcheremo per Caneres, in Sardegna. Chissà che situazione troveremo lì. Fino a poco tempo fa non avevo neanche mai sentito parlare della Sardegna, ma quello che mi preme è di arrivare, incominciare e terminare la nostra missione. Con qualche croce e qualche decapitazione porremo fine a ogni sedizione. Ti do ragione, Magister. D'altronde questi cristiani sembra che non vedono l'ora di finire tutti crocifissi come loro Dio. Dovrebbero esserci grati per quello che facciamo per loro. Sì, concordo con te. Milites! A breve ci imbarcheremo per la nostra destinazione, poi, una volta arrivati in terra sarda, potremo, prima di iniziare le nostre missioni, potremo dedicarci ai piaceri della vita! Evviva il nostro comandante! Evviva! Basta, basta. Ognuno ritorni alle proprie posizioni. Via. È calata la notte. Nell'accampamento tutti riposano. Efisio inquieto passeggia solo nel piazzale. Scoccata la terza ora, ode rumori fortissimi. Efisio, da dove vieni? E dove vai? Vengo dalla città di Antiochia e sono stato inviato dal mio imperatore Diocleziano a sgominare i traditori cristiani dell'impero. Efisio, anche tu verrai qui a me, per mezzo della palma del martirio. Ma chi sei tu che parli così? Fatti vedere, mostrati, fa che io ti conosca. In quello stesso momento una croce luminosa come un cristallo appare ad Efisio. Io sono Cristo, figlio del Dio vivo che tu persegui. Non è possibile, non è vero. Il mio imperatore Diocleziano me l'ha detto, tu sei stato processato, sei stato vilipeso, sei stato appeso sulla croce, sei morto sulla croce. Non è possibile. Eppure sono qui, vicino a te, e ti dico che tu, Efisio, da questo momento sarai per me uno strumento eletto e io ti spiegherò ogni cosa. Efisio, udendo queste parole, si sentì pieno di gioia. In virtù della croce che ti ho mostrato vincerai tutti i tuoi nemici. La mia pace sarà sempre con te e non ti abbandonerò mai, perché molto soffrirai per me. Mio Signore, mio Dio. L'esercito rappresentava la forza bruta di Roma imperiale e sebbene il cristianesimo si stesse sempre più facendo largo in tutti i ceti, anche grazie a lunghi periodi di tolleranza a cui facevano
però seguito tremende persecuzioni, nell'esercito non c'era spazio per i traditori dell'impero. Molti martiri cristiani vengono proprio dalle fila dei comandanti romani: Efisio, Bachisio, Procopio, Lussorio, lo stesso San Paolo 2 secoli e mezzo prima. Un comandante che si professava cristiano non aveva vita facile, anzi, era molto spesso oggetto di delazione da parte di commilitoni zelanti o peggio di arrivisti della peggior specie. La storia è sempre la stessa. La narrazione torna al tempo presente, il giorno dopo che i militi sono stati redarguiti aspramente da Efisio nella taberna, in Sardegna, in una caserma di legionari. Efisio ispeziona la caserma col prefetto Iulius durante un'ora di esercitazioni. Alto, percuta, vai. Colpo al centro, percuta, vai. Colpo in basso, percuta, vai. Milites! Perché non salutate i vostri superiori? Prefetto, possiamo salutare te, ma non il Magister Efisio. Non ci sembra infatti che siamo obbligati a salutare dei cristiani, a meno che non ci obblighi tu. Ma in questo caso dobbiamo pensare che anche tu sei passato tra nemici dello Stato. Come osi? Come osate voi tutti dare del cristiano al Magister Militum e a me? Stai attento, prima che il sole tramonti, ti potresti ritrovare in marcia per il Limes sul Reno e dovrai considerarti fortunato se avrai ancora la testa al suo posto. Magister, prefetto, cosa succede? Sei tu il responsabile della piazza d'armi. Sì, signore. Ti ordino di arrestare immediatamente questi sediziosi. Hanno lanciato delle false accuse nei confronti del Magister Efisio. Fermi. Basta con tutta questa violenza. Non voglio sia fatto alcun male a costoro. È vero, sono cristiano. Ma non per questo amo di meno la nostra terra e voi tutti sappiate che solo Gesù Cristo, che io servo, ci potrà salvare dalla morte. Magister, ti conosco da tempo e ti stimo, ma sai anche che per questa tua confessione, mio malgrado ti devo arrestare. Gli ordini del nostro imperatore sono espliciti. Portatelo via! Dite. Sotto stretta sorveglianza, interrogato e torturato, affinché ci dica i nomi dei suoi complici. Perquisite immediatamente i suoi alloggi e arrestate per sicurezza tutti coloro che vivono lì. Poi vedremo. Vado a fare il rapporto ai miei superiori. Sarà fatto, prefetto. Via. Siamo nel carcere di Carales. Efisio è agli arresti e viene interrogato e torturato.
Oggi abbiamo un ospite importante, il Magister Efisio, anzi, ex Magister. Ora niente più che un vile traditore. Che prove abbiamo del suo tradimento? Qualche delatore? Qualcuno ha testimoniato contro costui? Non ci crederai, ma egli stesso si è autoaccusato di tradimento. La stoltezza alberga in costui. Bene. Efisio, tu ora ci farai i nomi dei tuoi complici. Con chi hai complottato contro l'impero? Con chi altri stai diffondendo quella dottrina insulsa nell'esercito? E per colpa di chi hai abiurato i nostri dei? Parla, dai! I nomi! Frustalo! Vai. 1, 2, 3, 4, 5! Satis! Allora, Efisio, poiché sappiamo molto bene che voi cristiani vi riunite di nascosto in luoghi segreti per adorare il vostro Dio, ora tu ci dirai in quale cloaca vi riunite. Parla! Di quello che sai! Un altro po' di frusta! 1, 2, 3, 4, 5! Satis! Come vedete, le punizioni non hanno nessun effetto su di lui, ma so io come farlo parlare. Andate a casa sua, prendete le sue serve, le sue donne, portatele qua e torturatele, vedremo se parlerà. Fermi, fermi. Non aggiungete male al male. Efisio, ti ricordo che puoi avere ancora salva la vita, abiurando il tuo Dio e riabbracciando la nostra vera religione. Non ho timore delle vostre minacce. Non temo neanche i supplizi a cui mi avete sottoposto. Non temo coloro che possono uccidere il corpo ma non possono uccidere l'anima. Stolti e vani sono gli ordini dell'imperatore. Io non rinnegherò mai il mio Dio e non tradirò mai i miei fratelli e le mie sorelle. Porta rispetto a questa commissione! Non vedo in lui nessun segno di ravvedimento, non vuole collaborare. È inutile proseguire con questo interrogatorio. Concordo con te. Però noi non possiamo permettere che un uomo come Efisio operi nell'esercito, corrompendolo con questa dottrina debole per deboli. L'unica vera grandezza, l'unica vera gloria è quella di Roma, non del tuo Dio. Pertanto dispongo che venga tradotto innanzi al governatore, poiché di sua giurisdizione decidere, e che da egli venga processato e che gli sia comminata la giusta pena. Dio Signore, tu che puoi tutto e cui nessuno può resistere, tu che sei misericordioso, ti prego, dimentica i miei peccati e abbi pietà di me. Non temere, o mio servo Efisio. Non ti terrorizzino le minacce dei violenti, perché io sono con te e non ti abbandonerò. La pace sia con te, o Efisio, mio dolce amico. Riceverai la corona della vita e con la palma della vittoria otterrai la gloria eterna. Da questo momento in poi la finzione scenica si va pian piano a fondere con i testi storici. Il processo, la confessione, la condanna, la preghiera, l'esecuzione sono documentati dettagliatamente, sebbene sia molto simile ad altre storie. Nulla fa pensare che il martirio di Efisio
debba per forza essere differente da quello di altri martiri contemporanei. Ora ci spostiamo nel foro di Carales, la Cagliari romana, che si trovava nell'attuale piazza del Carmine. Avendo confermato sotto tortura la sua fede e in considerazione del grado rivestito, Efisio viene condotto innanzi al governatore Flaviano. Governatore, sono qui, di fronte alla tua persona, a causa del tradimento di costui. Infatti, per sua stessa missione, è accusato di impietà, di attentare alla pace degli dei e di ribellione all'imperatore. Inoltre io lo accuso di aver condotto al tradimento altri cittadini. Conosco quest'uomo, o meglio, pensavo di conoscerlo bene. E conosco anche le accuse che gli vengono mosse. Ebbene, parla dunque, ti ascolto. Governatore, non nego le accuse che mi vengono mosse, è vero, sono cristiano. Taci! Come osi? Cosa ti ha ridotto in questo stato? Tempo fa, quando ero al comando del mio contingente e andavo verso la flotta del Miseno, udii un suono fortissimo, vidi una luce accecante e sentì una voce che mi diceva: io sono il Cristo, colui che tu perseguiti. E mi accorsi che sulla mia mano era comparsa questa croce. Da quel momento per me tutto è cambiato. Per questo io proclamo che Gesù il Nazareno è l'unico vero Dio. Proclamo anche che Lui è nato, è vissuto ed è morto sulla croce per tutti noi. Proclamo infine che Egli è risorto e ha vinto la morte. Governatore, e tutti voi sappiate che queste catene che legano le mie mani non potranno mai fermare la parola di Cristo. Ma tutta la tua potenza, tutta la forza non serve a niente, governatore. Io ti esorto, convertiti alla vera fede. Lascia cadere dalle tue mani insanguinate la spada. Cerca la vera pace per l'impero attraverso l'amore per il tuo prossimo, attraverso l'amore per il tuo nemico. E voi tutti sappiate che queste catene non fermeranno mai la parola di Cristo. Taci! Come osi? Hai perduto completamente la ragione. Come hai potuto professarti cristiano? E per giunta davanti ai tuoi stessi soldati? Eppure egli è a conoscenza degli ordini del nostro imperatore. Ti ordino di abbandonare subito questa tua stupida superstizione. Sei un generale, un valoroso generale. Rappresenti il genio di Roma. Sacrifica ai potenti dei di Roma e al tuo imperatore. E ti prometto che dimenticherò quello che hai detto e le accuse che ti vengono mosse. Ma prima, ascolta attentamente la parola di una persona che ti vuole molto bene e sono sicuro tiene molto alla tua salvezza. Alessandra!
Guarda in che situazione ti trovi. Hai gettato nel fango il tuo onore, quello di tutta la famiglia. Io ti avevo avvertito. Dov'è adesso questo tuo Dio? E gli angeli di cui tanto ti fidi? Dove sono? Sei solo. Sei stato torturato. Hai perso la stima dei tuoi compagni, di me, che sono tua madre, che ti ho cresciuto nella vera religione, nella fede della grandezza di Roma. Non hai voluto ascoltare i miei consigli e quelli dei tuoi amici. Ma se adesso tu nutri un po' di affetto per me, ti prego, ti scongiuro di rinnegare questa assurda religione. Fai come dice il governatore, sacrifica gli dei, salva la vita, l'onore, il prestigio della nostra gente. Governatore, perdonami, ma ti chiedo di non permettere a questo traditore di salvarsi. Taci! Lascio a lui la decisione. La salvezza o la condanna? Madre, proprio perché ti amo, non posso rinunciare alla mia vera fede. Che uomo sarei se rinnegassi il mio Signore e se tradissi i miei compagni e i miei fratelli, che sono sicuro si sono sacrificati prima di me e prima di me mi hanno preceduto nella vera patria. E tu ora, che siedi su un trono, domani non sarai altro che polvere e nulla resterà di te e della tua effimera potenza. Basta, basta! Sia come tu vuoi. Hai deciso tu per te stesso. Poiché non voglio che la sua morte sia a causa di ulteriori disordini, vi ordino che venga condotto in un luogo isolato e lì venga giustiziato e fate in modo che il suo corpo rimanga insepolto. E ora portatelo via dal mio cospetto. Procedite! Le cronache narrano che il governatore, atterrito dal suo stesso operato, lasciò la carica e tornò a Roma. In alcune storie è riportato che la nave maledetta affondò durante il tragitto e che tutti perirono. È un fatto storico, riportato anche da fonti non cristiane, che Iulius succedette a Flaviano nella carica di governatore. L'unico dato pressoché certo sulla prigionia di Efisio e sulla sua morte è che entrambi ebbero luogo a Nora. Il carcere era situato sotto l'attuale edificio di culto. La decapitazione avvenne ad oriente della città di Nora, nelle immediate vicinanze del carcere. La leggenda racconta di torture inenarrabili cui Efisio resistette. Si dice che fu scarnificato, sottoposto al fuoco. Si dice che il fuoco si rivoltò contro gli stessi carnefici. Si dice, ma torniamo al 15 gennaio di oltre 1700 anni fa. Efisio,
hai qualcosa da dire? Ti prego, Signore, proteggi la città di Carales e i suoi territori dalle invasioni del nemico. Fa che i suoi abitanti rinneghino i falsi dei, respingano le insidie del demonio e abbracciano te, nostro Signore, quale unico vero Dio. Fa che i malati che verranno a pregare sopra la mia sepoltura possano recuperare la salute e che chiunque si trovi in mare, in pericolo, o assalito dal nemico, o tormentato dalla fame o dalla peste, implorando me, tuo umile servo, e invocando me, tuo umile servo, possa essere tratto in salvo. Mi dispiace, Efisio, che per te debba finire in questo modo. Spero soltanto che dall'altra parte ci sia realmente il mondo in cui tu tanto credi. Milites, gradum unum ante, unum! Parati! Ad circulum! Procedi! Ready, te. A destra poni te. Ite. Tutto è compiuto. Efisio ha raggiunto i martiri che lo hanno preceduto nella casa del Padre. Il suo corpo viene sepolto da alcuni cristiani che hanno corrotto il boia e sul luogo della sepoltura sorgerà una cappella che verrà data alle fiamme dai Saraceni intorno all'anno 1000, ma subito riedificata. 88 anni dopo le reliquie vennero trasportate a Pisa, dove Sant'Efisio è stato venerato per secoli come protettore della città, e tornarono in Sardegna solo alla fine del XIX secolo. Il culto del santo crebbe di secolo in secolo anche qui, in Sardegna, e si fece ricorso alla sua intercessione in occasione di grandi carestie, siccità, pestilenze, invasioni straniere. Nel 1657 liberò Cagliari dalla peste e si diede vita al pellegrinaggio che ogni anno porta l'effigie del santo da Cagliari a questa chiesa. Nel 1793 fu invocato contro le armate francesi che volevano invadere l'isola e da allora è protettore e comandante supremo dei combattenti sardi. Ma questa è un'altra storia.
Pregavo tu sa Sardegna, santo annora martirizzau, santo annora martirizzau, cittadina nativa estelia, colonia d'Essasia minori, ordini de su signori dell'ottusa cristiania, de Cristofurus a profezia, Alessandra d'occultau, pregavo d'ottusa Sardegna, santo annora martirizzau, santo annora martirizzau, giovano tu volti e sanu, ma per Dio s'amori batenu, e trionfa di un mattino, sopra d'ogni cristiano, a cospetto del Diocleziano, personalmente ti appotau, pregavo l'ottusa Sardegna, santo annora martirizzau, santo annora martirizzau, in s'esercito d'Italia diciu, in Antiochia via devastato, dotau de veru coraggio, Diocleziano da d'incuriu, in prospago di un anno serviu, capitano già diventau, pregavo l'ottusa Sardegna, santo annora martirizzau, santo annora martirizzau, a Giulsio su presidenti, Diocleziano da de più scriri, na rendica de pia buliri, totusa cristiana genti, e a savo sulu viventi, voluta lo dia spantau, pregavo l'ottusa Sardegna, santo annora martirizzau, santo annora martirizzau, su cammino su de amori sighi con ubbidienza, menti anima corre coscienza de piada su signori, e calimbrus manu onori de sughi ali dimostrau, pregavo l'ottusa Sardegna, santo annora martirizzau,
potepi raggiungi sa gloria, a sa morti non rinnegata, a terra e genugu spiegata, ma s'anima ce lo abolau. Pregavo tu sa Sardegna, santo Annora martirizzau, santo Annora martirizzau. Il 14° anno, ma la 12ª volta ormai che siamo qui. È la prima volta che interpreto Efisio e vi assicuro che è una enorme emozione. Grazie al coro San Giovanni Battista, al coro folk San Giovanni Battista di Pula, un applauso. La cosa non era preparata, ma fondamentalmente il loro coro e ciò che ci hanno raccontato nei Goccius è esattamente il riassunto di quello che avete visto succedere. Quindi chi è sardo lo sapeva già, per chi non capisce il sardo vi sto dicendo, ecco, loro hanno riraccontato tutta la storia che vi è successa davanti agli occhi. Siamo qui perché non siamo guerrafondai, non ci piace la guerra, ci piace la pace, ci piace l'amore tra le persone, siamo fedeli di Sant'Efisio, fedeli cristiani, quindi dedichiamo questa manifestazione a tutti coloro che muoiono in guerra, a tutti coloro che soffrono per la guerra, dovunque si trovi nel mondo la guerra e di chiunque sia la colpa. Siamo qui perché siamo tutti devoti a Efisio e perché comunque tutti noi e tutti voi teniamo a rivivere ogni volta questa emozione, a sentire di nuovo dentro di noi la forza di Efisio, la forza del nostro santo, del santo di tutti i sardi, che ci porta a stare uniti nel suo nome, a essere felici e a ricordare chi non c'è più. Il primo che ricordiamo è Giorgio Marini, che per 12 anni ha iniziato questa manifestazione, qualcuno se lo ricorderà, era quel signore coi baffi che attaccava e dava la prima battuta alla nostra manifestazione. Lui ci ha preceduto, ha preferito andare in cielo e guardarci da lì. E poi vogliamo ricordare tutte le persone che sono venute a mancare negli anni, i nostri amici, i nostri parenti, chi è morto durante il Covid, chi ci ha lasciato per tanti motivi e non ultimo ricordiamo, facile farlo adesso ma lo facciamo, comunque ricordiamo il nostro Papa, Papa Francesco, che ci ha salutati, ha voluto darci la buona Pasqua e poi anche lui è voluto volare in cielo. Signore e signori, grazie a tutti, la Proloco, grazie soprattutto alla Proloco, la Proloco di Pula, che ha organizzato tutto questo è grazie a loro, grazie a Paolo e a tutte le persone della Proloco di Pula. Grazie agli amici di cui mi onoro di far parte della Memoria Milite, grazie agli amici di Gianni Cannas e dei Cavalieri dell'Antica Locanda di Cagliari, grazie ancora al coro folk San Giovanni Battista. Per il primo anno, è una serie di primi anni, il primo anno che abbiamo gli abiti storici, è il primo anno che abbiamo i fonici che sono riusciti a darci i microfoni in continuità e per cui più o meno avete sentito tutto, mi confermate? Sì. Bene, bene. Quindi grazie anche al nostro fonico Andrea Piras e a Mirko e là dietro. E grazie anche a una new entry dei nostri gruppi che è Aldo, è il nostro speaker, che mi ha consentito di passare nel ruolo di Sant'Efisio da quello speaker. Quindi, come ogni anno, grazie a tutti voi, singolarmente,
Grazie alle confraternite, chiaramente, che ogni anno Confraternita di Sant'Efisio di Pula. Di Pula, certo, e le confraternite, la confraternita di Pula e di Pula. E a tutti coloro che amano Sant'Efisio, ma soprattutto grazie a ciascuno singolarmente di voi, perché se voi non veniste qui ogni anno e non ci foste, tutto questo non ci sarebbe, quindi grazie di cuore e come ogni anno ad Atrus Annus con saluti! Grazie!